Questo è un rosso, come fa a essere un rosso? La pressatura la facciamo in maniera soffice. Quando noi raccogliamo quest'uva, l'acino non si è trasformato in rosso, è ancora verde. Il mosto non viene a contatto con le bucce. Questo è un metodo classico, un nero d'avola vinificato in bianco, di fronte al mare, la caltanissetta e gel. Questa brezza marina che ti accarezza le vigne. È un rosso, però in questo momento è un bel bianco ed è una bellissima bollicina. Questo viene fatto a mano. Il moage, il decorgement, non esiste una macchina perché essendo poche bottiglie, praticamente senza zuccheri aggiunti, che è l'unico padosè vinificato in bianco da uve di nero d'avola in Sicilia. Quindi è un nero d'avola 100%. Io oggi ho assaggiato il 60 mesi, sono stata fortunata, prodotto eccellente. E per trovarlo? Però ci venga a trovare in cantina, anche per chi ci ascolta. Invitiamo a assaggiarlo perché l'abbiamo già provato, è veramente interessante.